Quanta gente è arrivata qua? Circa 1 migliaio di persone nel giro di 2 ore, 2 ore e mezza. E questo è il segnale che il Partito Democratico a Treviso e nella Marca è più vivo che mai. E queste code dal mattino sia in Piazza dei Signori che negli altri seggi allestiti un po' ovunque nella Marca danno nuova forza al centro-sinistra trevigiano. Oltre 13.000 i votanti, qualche centinaio in più rispetto alle ultime primarie del 2017. Maggioranza schiacciante per Zingaretti con il 68%, seguito da Martina con poco più del 18% ed infine Giachetti con il 12%. Ma è la voglia di cambiamento che gli elettori hanno voluto esprimere in maggioranza con questo voto. Posso chiedere perché è venuto a votare? No, Perché è venuto a votare? perché è ora di cambiarla questa situazione. Per dare un'alternativa a questo paese, a questo governo. Abbiamo bisogno di un'opposizione, abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo di una nuova sinistra, di qualcuno che contrasti questo dilagare di un governo assolutamente populista. Seggi contornati di polemiche, quello in Piazza dei Signori con la visita dei vigili per i cartelli e quelli criticati dalla Lega come Roncade perché allestiti nelle sale consigliari. Un voto per cambiare questo PD. Tutte e due. Il PD era una buona idea, non ha funzionato come doveva funzionare, si può cambiare. Il partito è da rimettere in forma e credo che attraverso uno spirito di squadra, di unità, riusciamo a farcela. Un successo comunque le primarie, addirittura inatteso dagli stessi attivisti. Questa mattina abbiamo fatto fatica a dare le schede per il voto. È vero che siete tornati perché le avete finite? Abbiamo finito le schede, abbiamo dovuto stamparne di nuove perché non potevamo più fare in modo che la gente votasse. Una voglia di partecipazione che ha contagiato anche i turisti presenti in città. Penso sia necessario votare per queste cose qui, è democrazia, che non devono essere i partiti a decidere chi è il premier, ma deve essere i cittadini. Senta, ma cambiare il partito o cambiare l'Italia? Il partito dovrebbe cambiare l'Italia.